Archiviata la gara contro il Castiadas, la Nuorese ha iniziato a pensare a quella col Flaminia in programma domenica. L'obiettivo dei verdi-azzurri nelle ultime 3 gare è quello di conquistare altrettante vittorie. Avete eguagliato i punti dell'anno scorso, l'obiettivo è quello almeno di superare quanto fatto nella passata stagione. Ma sinceramente per quanto potevamo fare e non abbiamo fatto, un po' sono amareggiato perché in un momento della stagione io in primis siamo un po' mancati a livello non tanto di prestazioni quanto di risultati, perché comunque quando c'è una rosa giovane non è facile andare su campi dove i punti pesano e vincere tutte le partite. Il giro di andata, dove eravamo un po' più spensierati tutti, si è vista una grande squadra, e il giro di ritorno, quando i punti hanno incominciato a pesare, siamo andati un po' in difficoltà. Giustamente la categoria la conosciamo e sappiamo che quando i punti contano le squadre stanno molto più attente e preparano partite molto più prudenti. È un pareggio che ci lascia un po' l'amaro in bocca, però noi, come detto già le volte scorse, noi entriamo in campo per vincere. Poi sapevamo che a loro servivano punti, quindi era una squadra che veniva qua e si sarebbe chiusa tutta dietro. Non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti per andare in gol, però soprattutto il primo tempo all'inizio sono venuti, ci hanno presi alti, poi hanno visto che rischiavano, si sono messi dietro e sono rimasti lì e purtroppo non siamo riusciti a trovare la via del gol.